Vorrei proprio capire se è un sogno, se è possibile o meno, avvocato. Beh, diciamo innanzitutto che la vita del mondo è cambiata perché qualcuno un giorno cominciò a sognare. In realtà oggi non siamo di fronte più a un sogno, siamo di fronte a una opportunità, se la vediamo da un punto di vista così terzo, e da una necessità se la vediamo dal punto di vista diretto, interno. Non c'è alternativa migliore in questo momento per il Veneto e per l'Italia, lo sottolineo subito, che la scelta di dare spazio a quelle che sono così espressioni di valorizzazione delle identità territoriali che come quella del Veneto hanno una storia preziosa, importante, una storia di statualità, di sovranità e di indipendenza che può essere fatta legittimamente valere e in questo senso quindi apriamo uno spazio su quello che è un ragionamento, su quello che è la modalità con la quale raggiungere questo obiettivo e spero nel corso della trasmissione, visto l'autorevolezza degli interlocutori, di poter contribuire a delineare. La Costituzione, per dirla in una battuta, ed è solo l'esordio, non è la Bibbia. La Costituzione è una realtà recente e io non penso che nessuno si permetta di dire che sarà una realtà eterna. C'è il diritto costituzionale e c'è il diritto internazionale, sono tutti flash, sono tutti titoli di capitoli che vanno ovviamente approfonditi. Quindi io credo che con molto realismo, con molta consapevolezza, avendo la capacità di coniugare il diritto interno col diritto internazionale, ma soprattutto la volontà dei cittadini con i bisogni dei cittadini, si possa accedere a questa soluzione che è l'indipendenza veneta, dottor professor Monaco, non l'autonomia. L'autonomia è una cosa che ti dà chi ha la titolarità di un potere e vuol tenerselo e te ne dà a seconda di quello che lui ritiene adeguato. L'indipendenza invece è l'esercizio di un diritto che ti appartiene perché ti ritieni portatore di una sovranità. Ha ragione l'avvocato Alessio Morosin quando dice che la Costituzione non può essere eterna. Sono d'accordo, la Costituzione non è eterna, Però, è un documento umano che prevede ovviamente un'ideologia, un pensiero politico, filosofico alle spalle, che è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, quindi in un contesto storico ben preciso, però la Costituzione è vero che non è eterna, ma è vero che è garanzia di stabilità della convivenza civile all'interno di una comunità organizzata. La stessa Costituzione italiana, come un po' tutte le altre Costituzioni, prevedono la possibilità di essere mutate, di essere cambiate, con però dei limiti ben precisi. Pena la violazione del patto costituzionale, quindi il rischio di compromettere la tenuta di quei principi fondamentali, di cui poi probabilmente torneremo a parlarne, che reggono un po' le sorti del nostro ordinamento democratico. invece, parliamo di cose che possono mutare la nostra esistenza, diciamo civile, no? Non che politica. Come vede Piero Ruzzante questa situazione? Ma io intanto vorrei chiarire un punto perché questa parola, l'uso del termine indipendenza può sembrare apparire un termine diverso da quello che è. Stiamo parlando della secessione del Veneto sostanzialmente dal resto d'Italia, l'istituzione di uno Stato del Veneto separato dal resto d'Italia. Questo è il concetto che sostanzialmente una parte dei referendari, perché l'altra invece è più propensa a un progetto di autonomia del Veneto, analogamente a quello di Friuli, Trentino, Sardegna, Val d'Aosta e Sicilia, propongono quindi un modello di autonomia del Veneto. Va fatta una valutazione di carattere generale. La riforma del titolo V consentiva alle regioni di richiedere maggiori forme di autonomia rispetto allo Stato italiano. Il Veneto non ha mai esercitato questa funzione, questa richiesta di maggiore autonomia, quindi c'è un errore, un vizio che ha percorso la storia di questi 13 anni, perché la Costituzione è entrata in vigore, la riforma del titolo V nel 2001, dopo il referendum confermativo. Quindi la prima valutazione è che nel corso di questi 13 anni questa regione, che poteva richiedere maggiore autonomia, non l'ha fatto. La seconda valutazione
proprio nel momento in cui a livello nazionale si sta discutendo una cosa che io ritengo importante, cioè la istituzione, l'eliminazione del Senato della Repubblica con la riduzione del numero dei parlamentari e l'istituzione di una Camera delle Autonomie che sarà costituita al 95% da sindaci e da consiglieri regionali, evidenziando finalmente la volontà dello Stato italiano di confrontarsi positivamente, io ritengo, con i territori, credo sia assolutamente fuori luogo, fuori dalla storia, probabilmente, da come diceva il dottor Trabucco, anche fuori dalla Costituzione, ipotizzare la secessione del Veneto. Faccio notare una cosa: in uno dei due referendum, quello sull'autonomia, addirittura si richiede, ci sono materie che sono palesemente incostituzionali, come ad esempio la possibilità di trattenere risorse fiscali. Tu sai benissimo, Vito, che non si può, anche a me piacerebbe domandare ai cittadini del Veneto se vogliono o no pagare alla Regione del Veneto il bollo auto, no? Ti ricordi, nel 2008 ci fu qualcuno che andò in televisione, Zaia allora era ministro del governo Berlusconi, e promise a tutti gli italiani: da domani non pagherete più il bollo auto. Dal 2008, siamo nel 2014, ogni anno abbiamo pagato alla Regione del Veneto il bollo auto, che vale economicamente per qualcuno molto più dell'IMU, molto più dell'IMU. Allora, io dico, non possiamo fare questa richiesta e questa domanda. In uno dei due referendum, quello sull'autonomia, si prevedono anche domande di natura Però loro non chiedono autonomia, no, chiedono indipendenza. Concludo con una ultima valutazione, così l'avvocato Morosini lo scaldiamo un po'. Morosin. N Certo, finale. certo, come Padoan. Allora, i movimenti indipendentisti si sono presentati alle elezioni politiche. Nel Veneto hanno preso circa adesso posso sbagliare sulle percentuali, però insomma attorno all'1%. Quando abbiamo votato in Consiglio regionale la legge per fare il referendum sull'indipendenza, ci saranno state presenti 200 persone di là del canale. Ma va. È la dimostrazione, Rusante, vuoi provocare è la dimostrazione che attorno a questo tema non c'è una vera volontà della popolazione del Veneto di andare in questa direzione, se no i movimenti indipendentisti avrebbero preso il 35%, il 40%, come avviene in altri paesi dove ci sono movimenti per la secessione, per l'indipendenza. Non è avvenuto così nel Veneto, quindi io ritengo che questa questione sia una questione da affrontare. Non è che i temi che pongono chi ha promosso questi referendum non siano temi da affrontare, ma vanno affrontati nell'alveo della Costituzione e dando risposte che tengano presente, siccome il Canale d'Italia è una televisione nazionale, che tengano presente anche i problemi dei cittadini dell'Emilia Romagna o delle Marche o della Lombardia o del Piemonte o della Liguria. Ecco, cioè io ho questa visione del mondo. Mi astengo da qualsiasi valutazione politica, come Alessio sa bene. No, parliamo dal punto di vista proprio... Ecco, facciamo finta di fare un discorso scientifico, o meglio, concreto. L'autodeterminazione è un principio riconosciuto a livello internazionale. Correttamente non si parla di secessione. Quando Zaia ha costituito la commissione di giuristi, il quesito era sull'autodeterminazione. L'autodeterminazione è destinata al concetto di popolo. Il concetto di popolo a livello internazionale non ha una nozione univoca, non ce l'ha, non esiste una nozione univoca di popolo. Può essere popolo, come insegnava un famoso film americano, chi dice di essere popolo. Purtroppo è così, o meglio, è così. Non esiste una definizione di popolo a livello internazionale, men che meno può dare una definizione di popolo a livello nazionale, perché altrimenti è autodichiarato. Per cui la questione è sull'autodeterminazione. Giuridicamente è possibile, la garantiscono le carte internazionali e abbiamo esempi recenti
più o meno pacifici, andiamo dal 1905 in Norvegia, andiamo all'ultimo del Kosovo, l'ultimo riconosciuto da una Corte internazionale di giustizia con un parere che ha detto che il principio di autodeterminazione è in accordance con il diritto internazionale, quindi non ci sono proibizioni di alcun tipo, e da ultimo abbiamo un parere dell'Università di Innsbruck di un professore di diritto comparato con i suoi allievi, diritto della Comunità Europea e i suoi allievi, che hanno detto, con un caso analogo che quello del Sud Tirolo, che non vi è alcuna incompatibilità del diritto di autodeterminazione concretamente attualizzato con le normative internazionali oggi vigenti. La questione è innanzitutto non confondiamo due cose completamente distinte e distanti. L'autonomia è una cosa, l'indipendenza è un'altra. Diciamo una cosa per onor di cronaca, per introdurre correttamente gli approfondimenti. La proposta di legge denominata 392, poi diventata legge 15, che è la prima delle due approvate, è una proposta inventata da taluno in Consiglio regionale allo scopo di intralciare il percorso della proposta di legge 342, che come si capisce anche dai numeri veniva prima, ed è partita dopo il 17 settembre 2013, allorché si è capito che bisognava in qualche modo tirare in ballo anche l'argomento dell'autonomia per rendere la discussione sull'indipendenza magari più equivoca di quello che già lo è. Sono due cose completamente distinte. La 392, che è diventata legge 15 del 2014, non ha nessun futuro, perché qua sono d'accordo con Ruzzante paradossalmente, essendo un imbroglio, politicamente parlo, giuridicamente una cosa che non ha né capo né coda, perché chiede delle cose che già ci sono nella Costituzione. Non ne parliamo per cortesia stamattina, perché chi l'ha inventata, tra virgolette, quella proposta di legge, chi l'ha messa sul campo, l'ha fatto solo per creare a chi ci ascolta confusione. Confusione. L'autonomia è una cosa italiana, l'indipendenza è una cosa veneta, tanto per essere chiari, ok? E poi diciamo una cosa che mi interessa come premessa, proprio una battuta. Io non parlo mai di secessione. Nel mio libro, che lei ha anche presentato qua, che spero qualcuno abbia letto, Autodeterminazione, non la troverà mai la parola secessione. È vero. Io parlo di indipendenza, poi le spiego le ragioni. Tra i concetti leghisti e i concetti dell'indipendenza veneta, di voi che ambite ad essere liberi dal contesto, possiamo definire così? No? Liberi? Possiamo parlare di indipendenti o no? Certo, il concetto di indipendenza fortunatamente è un concetto Cosa chiaro. vuol dire indipendenti? Indipendenti, cioè che non dipendereste più da Roma, insomma. Sì, esatto. Giusto? Che avreste qui un governo veneto. Una nuova entità statuale, repubblicana ovviamente, non dogale o reale, indipendente e sovrana. Questo è l'obiettivo. Secondo quella che è la storia del nostro territorio, che è una storia di sovranità e di indipendenza, la bandiera della Repubblica Veneta è la bandiera più conosciuta al mondo, credo ancora oggi. Io potrei raccontarle degli aneddoti che fanno venire a caponare la pelle, di situazioni che sono accadute anche recentemente, per esempio nella Cina dello sviluppo impazzito, dove ancora si riconoscono però i valori e la storia di questa Repubblica. Ma comunque il problema è un problema serio, ripeto, innanzitutto perché noi non parliamo di secessione, tornando all'argomento di prima, no, quindi la sua domanda, professor Monaco, è una domanda pertinente, chiara, importante proprio per fare chiarezza ai cittadini. Noi non parliamo di secessione, si secede da un corpo nel quale si è parte integrata e integrante. Si chiede l'indipendenza da un corpo al quale si è stati aggregati. Il Veneto si è aggregato all'Italia innanzitutto quando l'Italia era già nata. L'Italia ufficialmente ha fatto la festa dei suoi 150 anni nel 2011, perché nel 1861 è nata. Nel 1861 per 5 anni ancora il Veneto non c'era, perché è una realtà distinta. Quindi parliamo di un corpo, quello veneto, che si è aggregato all'Italia 5 anni dopo e quindi oggi ritiene di far valere ancora
per i profili che sono ancora utilizzabili, questo aspetto è molto importante. Quindi se il Veneto torna ad essere indipendente e sovrano, l'Italia torna ad essere, come si dice con la formula latina, quella che era al momento della sua nascita, nel suo status quo ante. Quanto è bello lasciarla come era quando è nata. Allora, io apprezzo la distinzione che ha fatto prima l'avvocato Morosin tra indipendenza e secessione. Accettiamo, diamo per buona questa definizione. Però da un punto di vista degli effetti sul piano interno, la conseguenza è quella di una secessione del Veneto dal resto dell'Italia. Quindi anche se in radice i due concetti possono essere considerati distinti, però sul piano interno, dal punto di vista dell'ordinamento interno, l'effetto è quello di una separazione del Veneto dal resto dell'Italia. E su questo io concordo in pieno con l'amico Piero Ruzzante che aveva già fatto l'intervento prima. Secondo punto. Viene invocato anche nei pareri che la commissione di giuristi autorevole, importante, ne abbiamo qui un rappresentante, il professor Favaro, ha fatto in attuazione di una risoluzione del Consiglio regionale che è ancora del 2012, ha invocato il principio di autodeterminazione dei popoli. Ora, al di là del fatto che su questo hanno scritto, insomma, illustri internazionalisti, il concetto di autodeterminazione non è mai stato chiarito del tutto e c'è un dibattito a livello dottrinale, la Corte internazionale di giustizia però ha circoscritto che cosa vuol dire autodeterminazione dei popoli, cioè ai casi di popoli che erano sottoposti o che sono sottoposti, oggi penso quasi più nessuno, a regime coloniale o comunque a quelle realtà che erano caratterizzate da una forte impronta etnica. Falso. Ora, è ovvio che nel caso del Veneto non si può parlare di dominio coloniale, non si può parlare di una minoranza etnica al pari della minoranza francese in Val d'Aosta piuttosto che della minoranza tedesca in Sud Tirol, e quindi utilizziamo un concetto che non può valere sul piano interno. Posso fare solo una battuta? Secondo, finisco, scusami, ti lascio subito la parola. Secondo, l'autodeterminazione è prevista a livello di trattati internazionali, la Carta dell'ONU del 1945, il Patto internazionale di diritti civili e politici del 66, ma sono trattati internazionali, quindi leggi che hanno autorizzato il recepimento interno di questi trattati e che devono inevitabilmente misurarsi con la Costituzione. Sono delle fonti inferiori alla Costituzione e quindi il principio dell'integrità territoriale deve necessariamente valere come principio supremo dell'ordinamento. Altrimenti corriamo il rischio di sovrapporre il piano interno e il piano internazionale che non ha senso. Non ha senso, quindi il principio dell'autodeterminazione vale nella misura in cui innanzitutto risponde a delle caratteristiche ben precise che la Corte internazionale di giustizia ha escluso, primo. Secondo, deve comunque misurarsi con i principi supremi del diritto interno. Il guardare il caso del Quebec, guardare il caso del Kosovo, guardiamo il caso della Scozia che addirittura ha avviato un accordo istituzionale con il Regno Unito per la secessione. Sono ipotesi assolutamente diverse, distinte, ogni caso è a sé, ogni ordinamento, proprio perché viviamo in un principio di pluralità degli ordinamenti, risponde a un criterio di relatività dei valori giuridici. Quindi, secondo me, invocare l'autodeterminazione, dal mio punto di vista, è fuorviante. Poi sentiamo le opinioni di chi pensa di... Prima però vorrei un attimo replicare alle opinioni del dottor Trabucco. In merito alla questione per la quale il principio di autodeterminazione sarebbe stato qualificato dalla Corte internazionale di giustizia solo nelle occasioni in cui c'era la necessità di far emergere un popolo sotto dominio altrui e nelle questioni in cui i popoli avevano distinzioni definite dal punto di vista etnico. Questo è falso, lo dice la Corte internazionale di giustizia nel caso Kosovo, e i casi in Europa, faccia conto che in Europa nel Novecento sono nati 25 stati nuovi, nel Novecento. Di questi 21 sono nati per evoluzione di autodeterminazione, solo 3 in modo violento, tutto il resto in modo pacifico. Norvegia e Svezia 1905 non sarà mica stata un'autodeterminazione basata sul motivo etnico, no. Cecoslovacchia è una divisione di stati basati sul motivo etnico, no. Kosovo, no. Croazia, no. Slovenia, no. La Corte internazionale di giustizia nel 2008, su interpello della Serbia, che giustamente come l'Italia chiederà alla Corte internazionale di giustizia, scusa, aspetta un attimo, il Kosovo è roba mia, fai in modo di regolare questi manigoldi che cercano di autodeterminarsi.
facciamo in modo di farlo in maniera pacifica e non violenta. La Corte internazionale di giustizia distingue i pareri in molti paragrafi. Ha una maggioranza di opinioni che consentono nel dire che il principio di autodeterminazione in quanto tale, a prescindere che sia espresso per evoluzione postcoloniale, per distinzione etnica, religiosa, culturale, a prescindere il principio di autodeterminazione, dopo ci sarebbe da citare il Quebec, ma non mi interessa perché una Corte Costituzionale non conta niente per noi, esterno ovviamente all'Italia, ci dice che è in accordance, quindi non c'è nessuna norma che lo violi. Quando poi il dottor Trabucco dice, attenzione, i principi internazionali devono essere ricondotti ai principi supremi dell'ordinamento interno. Ora, prima cominciamo a chiarirci. Anche i padri costituenti, se vogliamo chiamare l'Italia, del 46-48, non hanno mai avuto l'ardire di dire che i principi fondamentali della Carta erano principi supremi. Erano principi fondamentali, cioè di base, di una Carta che loro avevano deciso per l'intero popolo, non supremi. Di supremo c'è qualcun altro, lo sappiamo tutti quanti bene. Quindi non parliamo mai di principi supremi, pensiamo solo di principi di fondamento. Su quel fondamento si crea uno Stato. È ovvio, noi sappiamo che solo 3 carte costituzionali, tra cui quella sovietica, ma capiamo che non avevano bisogno di non scriverlo, prevedono il diritto ad autodeterminazione, a secedere di la verità. Il resto, ovvio che non lo preveda, ma perché sta nella questione di salvaguardare il proprio futuro. Quando però noi andiamo a parlare di un principio che viene prima di qualsiasi carta, che è la libertà delle persone, lì andiamo a incidere. Anche la Carta Costituzionale ha avuto un segno di intelligenza, quando articolo 2, 3 e 5 dice che riconosce i diritti, cioè c'è qualcosa che viene prima della Carta Costituzionale, Bene, però che è la libertà della persona. Allora io dico che il referendum, e questo l'ho detto nel parere, incide proprio su quello. Dare l'opportunità a un soggetto veneto, romagnolo, emiliano, siciliano di poter determinare quello che è il contesto anche giuridico in cui far vivere lui e la propria famiglia. Questa è la questione. L'idea degli Stati Uniti d'Europa non è una cosa fuori dalle riflessioni che noi stiamo facendo. Certo. Non è un sogno, certo. Non è una chimera, io credo che ci stiamo avvicinando in quella direzione, bisogna spingere sempre di più. Sarebbe la prima economia del mondo, quindi tanto per parlarci chiaro rappresenterebbe non solo il luogo della cultura, il luogo storico dove sono nate le culture giuridiche, pensiamo al diritto romano, al diritto greco, insomma sono nati all'interno di questa comunità e credo che anche da un punto di vista economico ci convenga guardare lì. Ecco, io aggiungo un altro tema, no? Perché insomma l'idea dell'indipendenza dell'Italia ci porrebbe anche a rischio nei rapporti dell'Unione Europea, perché anche questo è un altro ulteriore elemento, perché per far entrare un nuovo Stato tutti gli Stati che compongono l'Unione Europea devono essere d'accordo, basta che uno non sia d'accordo. Esatto, c'è il diritto di veto di uno Esattamente, Stato, quindi basta uno Stato ed è probabile o possibile che lo Stato dal quale il Veneto secede, chiede l'indipendenza, perché il risultato finale è uguale, quindi da questo punto di vista, possa in qualche modo opporsi all'ingresso del Veneto Repubblica all'interno dell'Unione Europea. Allora, io pongo un altro tema. Ci conviene, rispetto a tutti i ragionamenti che sento spesso fare nell'indipendenza, cioè il Veneto commercia. Intanto il Veneto è una grandissima regione ad altissima densità turistica. Abbiamo visto la piantina dell'Italia rapportata ai ruoli turistici, il Veneto è la più grande regione d'Italia, perché è il primo posto dal punto di vista turistico. È evidente che i turisti che arrivano nel Veneto sono composti da 2 componenti, dal resto d'Italia e molto spesso dal resto d'Europa e dal resto del mondo. Tantissimo ultimamente dal resto dell'Europa. Esattamente. È evidente che una scelta di questo tipo ci potrebbe porre nei confronti del resto della comunità italiana e del resto della comunità europea in una posizione non semplice, non facile, che non aiuta il turismo. Secondo, le nostre imprese esportano nel resto d'Italia e nel resto d'Europa. Anche in questo una scelta di indipendenza potrebbe nuocere alle imprese italiane. Faccio un terzo ragionamento.
Il bilancio della Regione Veneto si costituisce ormai in minimissima parte da trasferimenti dello Stato per una mutazione che è avvenuta nel corso degli anni e che ancora proseguirà. La cosa più importante per la Regione Veneto sono i fondi europei che arrivano alla Regione Veneto tramite lo Stato italiano sono e costituiscono l'ossatura del bilancio economico. Ecco, che non sappiamo ancora gestire e sfruttare. Esattamente. Renti, ce l'auguriamo. Però fino adesso l'80% delle nostre aziende sono state costrette, soprattutto quelle del Veneto, a scappare, a fuggire. Perché? Perché lo Stato si è dimostrato non matrigna, come diceva Leopardi per i figli, ma patrigno, cioè padre patrigno, non è andato incontro a quelle che sono le esigenze delle industriali, dei lavoratori, creando tantissima disoccupazione e tantissimo poi suicidi, tantissimi. Bravo, dottor professor Monaco, fa bene a entrare sul Questa tema. È una constatazione. No, è un dato di fatto. Io le fornisco un elemento ulteriore che riguarda la realtà. È un articolo di Guglielmo Piombini, che è un giornalista che tratta di economia, il quale ha fatto uno studio comparativo utilizzando dati ufficiali del Sole 24 Ore e del Ministeri e dell'Istat tra la realtà della Svizzera e la realtà dell'Italia. Le cito solo due numeri che sono più significativi perché è un articolo molto interessante. Parla del total tax rate, cioè il totale, la sommatoria di tutti i prelievi fiscali di un'azienda in Svizzera e di un'azienda in Italia. Il total tax rate in Svizzera è 28,7%. Il total tax rate in Italia è 68,7%. Lei capisce? 39-40 punti di differenza. Come può un imprenditore veneto o italiano in genere resistere? Competere con altre realtà come questa. Questa è la prova, ma è solo un dato, uno dei tanti, quello forse più clamoroso, ma neanche l'unico, che dimostra che l'Italia, purtroppo, lo dico amaramente, perché non si può gioire di fronte al disastro e alla morte, è fallita, è tecnicamente fallita, è irrecuperabile. E chi si attarda a riconoscerla, questa realtà, come certo Renzi... Renzi non ce la farà, secondo No, ma assolutamente. Sarà per questo che ha preso il 41%. Infatti, è l'ultimo azzardo. Per questo, ma sì, è come al casino, quando uno ha perso tutto, si gioca l'ultima chance rosso-nero, e questo siamo rosso-nero. Però è già un qualcosa questo. Sì, è un qualcosa. È coraggio, Ma è un qualcosa. Un buon coraggio, perché ho sentito quello che ha detto ieri anche. Sono i suoi dissidenti interni che dicono è fallita, la realtà è questa, ma lasciamo stare Renzi e la sua sorte, lasciamolo dove deve andare, è finita, ha giocato l'ultima carta, rosso-nero, per quello ha preso il 40,08%, poi non c'è più nulla, diciamolo, è l'orchestrina che suona nel Titanic che affonda. Allora, parliamo di cose serie anche, di prospettiva. Quando si parla di indipendenza non si parla di egoismo, si parla di un qualcosa che giova sicuramente al Veneto e che salverà l'Italia. Capito, signori? Salverà l'Italia. Perché? Perché elimina d'un botto tutta quella super burocrazia che è quella che governa. In Italia non comanda più il Parlamento che c'entra con... Allora, no, cioè, mi faccia concludere. Allora, concludere, cercare di iniziare il ragionamento. L'Italia non ha più gli strumenti per uscirne. Quando si parla di Europa, degli Stati Uniti d'Europa, dice una cosa importantissima, una realtà però che oggi tenta a nascere proprio in conseguenza dell'egoismo degli Stati territoriali. L'Italia è uno di questi. La sovranità che l'Europa si è presa, se l'è staccata, ha presa a forza dall'Italia, con difficoltà della Francia, l'Inghilterra addirittura si ritratta prima, quindi insomma l'Europa, gli Stati Uniti d'Europa non nasceranno mai se non vi sono i popoli uniti d'Europa, ma i popoli intesi come entità portatrici di valori identitari forti, come il Veneto, la Catalogna, la Scozia, la Bretagna, le Fiandre, i Valloni e quanti altri. Quindi, so, però. quindi no, ma la sintesi è questa. Attenzione, indipendenza non vuol dire
vuol dire avere anche una visione dell'Europa. E neanche secessione, Ma insomma. non c'entra nulla la secessione, noi è il ritorno all'esercizio di una sovranità e indipendenza che ci apparteneva. La secessione è una parola che noi non usiamo, la usa chi vuole confondere probabilmente, chi guarda a una realtà successiva ma dopo non ci interessa più qualificarla come secessione o meno. La cosa importante qual è? La cosa importantissima, che non si venga a dire, come ha detto qualche sprovveduto, no, me lo lascia dire questo, addirittura titolato e cattedratico il 2 di aprile, Corriere del Veneto, una pagina intera, che una delle ragioni per cui il Veneto è piccolo non può è il turismo. E io l'ho scritto al Corriere della Sera, domenica l'altra, il Corriere della Sera, quello italiano, a edizione integrale, lo ha questo signore svergognato, facendogli vedere che cos'è il turismo in Italia. Il doppio di turismo ha il Veneto rispetto al Lazio, Papa compreso. E cosa attira questo Papa? E cosa attira questo Papa? Capisci? Allora bisogna che la gente parli quando conosce, professor Monaco, i problemi, non sparare a vanvera contro una realtà che è positivamente ispirata a un cambiamento. Telefonata. Che salverà il Veneto e anche l'Italia. Scusi, una questione semplice. A volte il consigliere Ruzzante ha utilizzato il classico giochetto retorico dell'economia italiana che salverebbe e condizionerebbe anche quella veneta, no? Il Made in Italy, l'esportazione, eccetera. Vorrei chiarire una questione molto semplice. Io di economia me ne intendo poco, ma i dati che ho studiato sono questi. Se noi dobbiamo vedere dove si sta meglio, un indice è il PIL, no? Pro capite magari, no? Se noi andiamo a vedere nel mondo qual è il PIL pro capite più alto, lo andiamo a riconoscere nei paesi più piccoli. Ma guarda un po'. Senza Europa, senza Nazioni Unite, Singapore, per dirne uno, ma anche in Europa, Monte Carlo, Andorra, cioè il PIL dove si sta meglio è negli ordinamenti giuridici. No, ci sono motivi fiscali per portare i capitali a Monte Carlo, Finisco però. Adesso hai fatto un esempio assolutamente che è la fuga dei capitali, è la stessa cosa del Singapore. Sono regimi fiscali convenienti, uno porta i capitali a Monte Carlo, lo si sa, bene. È una forma di evasione fiscale. Vuol dire che la gente utilizza l'intelligenza, no? Dove si sta meglio va là, giusto? Si va a Monte Carlo perché si sta meglio, no? Dove si paga meno tasse. Certo, dove lo Stato è meno ladro. Certo, dove lo Stato è meno ladro e si va. Beh, ma mi pare un utilizzo dell'intelligenza o no questo? Sì. Si va dove io riesco a vivere meglio. Certo. Allora, noi speriamo che sia a svantaggio di quelli noi speriamo che sia questo anche per il Veneto, capisci? Perché crediamo che gli stati non siano prigioni, giusto? Non ci sono le sbarre, cioè c'erano nei paesi ex comunisti. Noi speriamo di essere evoluti e di evitare le sbarre ai confini o l'omicidio al soggetto che esce dal confine, giusto? Per cui, messa questa premessa, dal punto di vista economico c'è un'ulteriore considerazione, la seconda. Il Made in Italy, quanto è Made in Italy? Parliamoci chiaro. Se noi vediamo che le regioni come la Calabria contribuiscono per l'1,5% dell'export nazionale, la Campania per il 4,2% dell'export nazionale, il Veneto per il 31% dell'export nazionale. Facciamo presto, un paio di lustri diventa Made in Veneto. Perché l'export è da dove arrivano le produzioni, no? Giusto? Quindi la questione dell'internazionalizzazione, che è un problema economico, che mi spiace anche parlarne perché io dico che la libertà del soggetto viene prima delle questioni economiche. Qui stiamo parlando di soggetti che abbiano la facoltà di autodeterminare il proprio contesto in cui vivere assieme alle famiglie. Questo si chiede, Cioè la questione è aver paura dei soggetti che vogliono dire dove vogliono vivere. Non credo sia questo. E un consigliere regionale dovrebbe anzi favorire un momento in cui tutti possano dire guarda, io voglio vivere in Veneto, io voglio vivere in Italia, io voglio vivere in Padova. A Padova, perché? Certo, perché Padova. poi, scusa, Certo. Padova è la città più ricca del Veneto, certo. Il ragionamento tuo certo. potrebbe portare Padova, che è la capitale del Veneto dal punto di vista della produzione del PIL e della ricchezza, lo sai, il reddito di Padova. Non è Padova, è Vicenza, ma va bene. No, è Padova. È Vicenza. Padova è il capitale del Veneto. Potrebbe portare Padova a dire ma che ce ne frega noi di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, scegliamo di stare nella Stato autonomo di Padova, modello Monte Carlo. Se il criterio è quello economico... Perché devo pagare per i cittadini di Rovigo? Ma scusi, ma qual è il problema? Qual è il problema? Ma devo pagare io per i cittadini di Rovigo? Qual è il problema? E allora qual è il problema? Vedi che la stessa identica riflessione che voi state facendo oggi soggetto può essere tra Veneto e Italia può essere fatta tra Padova
o Vicenza, Certo. e Rovigo pensate- e Belluno. Perché devo pagare i soldi della montagna? Perché C'è devo una pagare i telefonata. soldi del Polesine? Torno sul problema dell'autodeterminazione su cui poi il collega prima ha replicato, portando ovviamente a sostegno le sue argomentazioni. Io dico questo, lo dice anche la Corte ovviamente internazionale di giustizia, il principio di autodeterminazione, che è riconosciuto, pacifico a livello di trattati, addirittura alcuni ritengono anche a livello consuetudinario, ma la cosa è abbastanza discussa, addirittura come norma di ius cogens, no? Che dovrebbe addirittura prevalere sulle norme costituzionali. La scuola veneziana, Ronzitti, penso che va proprio in questa direzione. Ma al di là di questo, che sono problemi che forse non interessano di troppi tecnicismi, la Corte dice chiaramente, ci sono tutta una serie di pronunce, come l'autodeterminazione. Io non sono d'accordo con l'interpretazione che ha dato il collega sul caso del Kosovo, perché il caso del Kosovo dice qualcosina di diverso. Dice, va comunque, Cosa scusami, dice? mi lasci finire e poi ti rispondo, va contemperato con il principio di integrità territoriale. Oh, me lo rispondo. Cioè esiste un bilanciamento tra l'autodeterminazione da una parte e il principio di integrità territoriale che è recepito in qualunque Costituzione contemporanea. La Costituzione italiana del 48, la Costituzione spagnola del 1978, Paragrafo eccetera. 80 della Il problema sentenza del del Kosovo. Scusa. Paragrafo 80 della sentenza 22 luglio 2010 Il Kosovo. problema Corte del internazionale Kosovo, di giustizia. il problema del Risponde. Kosovo, allora, a parte che c'è un problema di natura metodologica, conoscerla perché questa. noi guardiamo, vediamo, c'è un sentiamo. problema di natura metodologica, perché noi andiamo a guardare a ordinamenti diversi da quello nostro. La Corte non è ordinamento diverso. Quindi noi dobbiamo guardare a come quel principio viene recepito all'interno dell'ordinamento interno. Qui scavalchiamo tutta l'interpretazione che ne dà la Corte Costituzionale. Tu non la consideri minimamente la Corte Ma quale Corte Nella tua Costituzionale? interpretazione tu guardi a questo principio di autodeterminazione che Certo. addirittura avrebbe una Certo. forza costituente. Certo. Ma tu mi insegni, Trabucco, lei tu mi ha mi detto insegni- che mi la scusi, sentenza sul lei Kosovo, mi insegna, sul lei sentenza mi sul Kosovo insegna- non c'entra, mi dica dove la sentenza sul Kosovo Lei dice mi cose insegna- diverse da quello che dico Comunque io. vedremo Mi fra lasci- qualche giorno se abbiamo ragione noi o avete ragione voi. No? Su cosa? Vedremo la Mi lasci Corte finire, mi lasci Costituzionale come finire, si scusami, esprime. mi lasci finire. No, voglio dire, allora, stavo parlando del discorso del sempre Kosovo. Il discorso del Kosovo, lì alla Corte era stato chiesto un parere. Corte, Lì la Corte esprime un punto di vista, un parere. Alla Corte viene chiesto se la dichiarazione di indipendenza del Kosovo viola o meno il diritto internazionale. Siamo d'accordo su questo? Sì, ma risponde. Ma alla Corte un conto è questo, un conto è se quella indipendenza è legittimata da un punto di vista del diritto internazionale, o meglio, se, su questo tu sai che il professor Piva ha scritto insomma dei contributi importanti, cioè se la richiesta di autodeterminazione, se dal diritto all'autodeterminazione può scaturire un diritto all'indipendenza e addirittura un diritto alla secessione. Questo la Corte non si Ancora pronuncia, secessione. questo è un aspetto su cui la Corte minimamente interviene su questo aspetto. E cosa dice la la Corte Corte? Cosa dice la valorizza Corte? solo se quella dichiarazione è legittima, è conforme o meno al diritto internazionale. Solo quella dichiarazione? Solo quella Falso. dichiarazione? Falso. Assolutamente Leggiti- no. Vai a leggiti vedere. il parere. Ma vai a vedere. Leggiti il parere, leggiti il Leggi contributo il del tuo parere, collega in Trabucco, commissione. studia, come quando eri a Studia Padova, anche tu che Dio confondi santo. il principio Non si laurea del neanche a trattato di Padova, questo, Osimo e con il comincia a principio di parlare con integrità me. territoriale Ma interno va, che mi vai a confondere i due piani, Va per bene. piacere. Laureati Se a devo Parma, studiare vai anch'io, a devo Parma, studiare vai anche a tu, Parma per favore. laurearti. Buoni! L'altra cosa, no, perché voglio dire, qui è stato fatto un parere dove addirittura si confonde il principio di variazioni del territorio con il principio di integrità Posso? territoriale che operano su piani diversi, posso? giuridicamente operano su piani diversi. Mi confondi il trattato di Osimo con l'articolo 5 della Costituzione. Ma come ti confondo? Sono due cose diverse. Lasciamo stare questo problema qua. Guarda che- Il principio di integrità territoriale va coniugato con il principio di cioè esiste un bilanciamento inevitabilmente. L'autodeterminazione non può porsi come potere costituente. Il potere costituente si è esaurito con È l'entrata in potere vigore della costituente. Costituzione del 48. È potere costituente, Chiuso. si chiama autodeterminazione, non eterodeterminazione, viva Dio. Lo dice forse la non ha parola o studiato a neghiamo la Padova parola. l'uomo, Ma è poi andato a Parma a stupisco. laurearsi. Questo Non si può Uno parlare, dire che l'autodeterminazione non è potere costituente, mi consenta Trabucco. Uomo. È autodeterminazione, se no si Eravamo chiamerebbe sugli stessi banchi, eterodeterminazione, vuol dire negare l'istituto, Scusi, avvocato, vuol dire posso fare una contestartelo forzatura che non ha scientificamente? senso. Ma veniamo alla compostezza del ragionamento. Qua si dice una cosa che ha una infondatezza totale. Si dice che la Corte internazionale di giustizia, nella delibera del 22 luglio 2010, dove ha deciso su investitura dell'ONU del problema del Kosovo, al paragrafo 80
Se la vada a leggere Trabucco, al paragrafo 80 risolve in modo chiaro, esplicito la questione della violazione. Non entrare a difesa di nessuno, a difesa dell'integrità territoriale. Che cosa dice? Ma c'è stata una guerra. Lasciami finire, ma non confondere. Non confondere, nel Kosovo sono stati morti. Viene dopo quella, dai, non metterci anche il fare confusione. Allora, il punto. Ma c'era comunque un'identità Calma. in Kosovo. Non sto capendo niente. Allora, possiamo... Fatemi capire. Posso dirlo con calma. Allora, Esatto. si è detta una serie di enormità, ma gravissime. Allora, la ripeto, dire che l'autodeterminazione non presuppone un potere costituente vuol dire negare l'istituto dell'autodeterminazione. È una cosa gravissima, vuol dire non conoscere l'ABC della questione. Mi permetto di dirlo. È da 20 anni che studio questo argomento, per amore del diritto costituzionale. E ho studiato con Paladino, non ho studiato con l'ultimo della strada. A Padova mi sono laureato. Amo il diritto costituzionale, lo rispetto il diritto costituzionale ed è dal diritto costituzionale che nasce l'autodeterminazione. Quando scrissero la Costituzione, i costituenti nel 1947 scrissero anche all'articolo 50,2, che adesso non c'è più, perché l'articolo 50 della Costituzione ha solo un comma, il primo, quello che regola le petizioni. Regolarono il diritto di resistenza ovvero di autodeterminazione. E Costantino Mortati, uno dei più grandi costituzionalisti, spiegò questa questione. Ma veniamo a noi. Non si può confondere l'altro aspetto, quello di dire che l'autodeterminazione confligge con il principio previsto dal paragrafo 4, sempre dall'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, sulla questione del diritto sacrosanto degli Stati all'integrità territoriale. Ci mancherebbe, gli Stati hanno il diritto a salvaguardare la loro integrità territoriale, dice la Corte internazionale di giustizia 20 luglio 2010. E il paragrafo 80, Trabucco, se lo studi, dice testualmente che questo diritto degli Stati a difendere il loro territorio viene meno allorché si parla di comunità che sono in atto di esercitare il diritto di autodeterminazione. È un principio, una colonna piantata nella garanzia del diritto internazionale, che è diventata una cosa risaputa nel mondo dove si studia quasi da tutti. Sì, allora, la questione ha bisogno di un approfondimento, ma molto leggero, perché la telefonata che abbiamo appena ricevuto incombe su di noi come una pietra tombale, perché questa è la realtà. Peraltro la pronuncia della signora ci fa capire che non fosse proprio bellunese, veneziano, vicentino, di Foggia. Per cui la questione è estesa a tutto il territorio italiano. Io mi permetto di recuperare solo quello che ho detto all'inizio e dar conferma e sostegno, cercando di verificare con il dottor Trabucco qual è invece la sua opinione differente. Faccio riferimento al famoso parere della Corte internazionale di giustizia sulla questione Kosovo. I paragrafi 50 e seguenti dicono che la questione che la Corte affronta distingue il caso concreto dalla questione generale. Per il caso concreto riconosce la legittimità e per la questione generale comincia a parlarne. Paragrafo 78, riconosce i principi di autodeterminazione. Paragrafo 79, dà conto di come dalla questione coloniale si sia venuta a casi che non sono solo coloniali. Paragrafo 80, la questione del dottor Trabucco, dice: quando una Corte internazionale di giustizia, sa come funziona, fa un parere consultivo su questo tema che è di livello mondiale, gli Stati, con i propri giuristi, propongono dei pareri per dire: Corte, sta attento che qui sta decidendo della vita e della morte, pur essendo un parere consultivo quello della Corte. E dicono, dice la Corte, paragrafo 80, alcuni Stati hanno presentato propri interventi scritti oppure hanno richiesto di essere ascoltati, contestando che una proibizione di dichiarazioni unilaterali di indipendenza è implicita, qui dice il dottor Trabucco, nel principio dell'integrità territoriale. Cita l'articolo 2, paragrafo 4 della Carta dell'ONU, che riconosce il principio di integrità territoriale, che è quello citato dal dottor Trabucco, no. Poi cosa dice la Corte? Attenzione, il principio di integrità territoriale vale nei rapporti tra Stati, tradotto per tutti cosa vuol dire? Non puoi conquistare, non puoi attaccarmi, perché se attacchi l'ONU ti fa, vorrebbe farlo, poi vediamo che caso per caso anche lei sceglie cose. Vale tra Stati, non all'interno dello Stato. Paragrafo 80. La dichiarazione, pertanto l'ampiezza del principio di integrità territoriale è confinata alla sfera delle relazioni tra gli Stati. No. Il Veneto non è uno Stato, giusto? Oggi, perfetto. La Corte consiglia che il diritto internazionale non contenga alcuna applicabile proibizione alle dichiarazioni di indipendenza. Paragrafo 80 della Corte. Ci affermiamo al testo. Il testo in originale è in inglese, se vogliamo lo leggiamo in inglese.
Per questo, per dire che il principio di integrità territoriale riconosciuto e ribadito dal dottor Trabucco, la Corte internazionale di giustizia, che ha un'autorevolezza maggiore a tutti noi 4 messi insieme, immagino, Assolutamente. riconosce che c'è, cita l'articolo 2, paragrafo 4, ma dice che è tra gli stati. Il Veneto non è uno Stato, quindi non vale. Posso replicare al collega? Rapido, Questa perché è la posizione della Corte internazionale. A parte che quel parere è stato adottato con 4 voti contrari, non è stato adottato L'ho detto, all'unanimità, a primo maggioranza punto. è stato votato, Secondo a maggioranza. punto, parliamo del caso del Kosovo, il parere del 2010, l'indipendenza mi pare sia del 2008, la dichiarazione di indipendenza, riguarda il caso dove c'era comunque una comunità che era etnicamente dopo il paragrafo 50 la Corte dice che vale in generale il discorso. Però tu devi guardare che la Corte si pronuncia inter partes, quindi ma in lo relazione, dice, lascia stare l'obiter dictum della Corte, guarda il caso per cui la Corte si pronuncia. Il parere viene richiesto in quel caso, quindi c'era una comunità che poteva giustificare. La Corte però non arriva a dire se dal principio dell'autodeterminazione che riconosce, questo può arrivare a portare a una forma di secessione. Questo era un aspetto che non era chiesto alla Corte. Dice che può fare una dichiarazione di indipendenza, hai ragione. Dice che può fare dichiarazione di dipendenza, hai ragione. Non va oltre. Mi va bene, non va oltre. Non va oltre. Quindi dichiarazione di indipendenza. Tu sai che sul punto, collega, oltre questo è difficile andare. Sul punto un tuo collega esimio, il professor Benvenuti, ha partecipato, ha scritto su questo, ha una posizione un po' diversa dalla tua. Sì, non ha scritto nulla sulla Corte internazionale di giustizia, come tu sai. Ha scritto su questo punto, qualche tanto io ho citato. No, vabbè, comunque al di là di questo, torno sul principio di integrità territoriale e chiudo che per la nostra Costituzione è pacifico, che è contenuto nell'articolo 5, ci siamo per i principi fondamentali. Diceva prima l'avvocato l'Italia una è indivisibile, ricordiamolo, perché non tutti conoscono. Lo dice la Corte Costituzionale italiana, lo dice la dottrina. Prima è stato citato un costituzionalista che è Costantino Mortati, che penso che di costituzionale sapesse che il principio di integrità territoriale riguarda ogni attività che entro lo Stato, quindi per il diritto costituzionale interno non vale il principio della Corte internazionale di giustizia, tenda alla divisione della Repubblica Italiana in 2 o più Stati o alla separazione di una o più parti dell'Italia dallo Stato. Quindi per l'ordinamento interno, questo lo dice la dottrina di Mortati, questo lo dice la Corte Costituzionale, ci sono una serie di sentenze, vale sul piano interno. Quindi il principio di integrità territoriale, ovviamente l'interpretazione che ne dà il costituzionalista interno è difforme rispetto a quella della Corte internazionale di giustizia. Chi ha ragione, chi ha torto. Ma sono 2 cose diverse. Qui sono cose diverse. Sono cose diverse. Allora, ma io sono. Ma attenzione, io quello che sto cercando di dire, e mi scuso con i telespettatori se a volte andiamo un po' in un linguaggio troppo tecnico, è che continuiamo dall'inizio della puntata, questa mattina dalle 6, a sovrapporre, forse è un errore anche nostro, il piano del diritto internazionale pubblico con il piano del diritto costituzionale interno, che sono 2 piani distinti. Distinti, Partendo dal ragionamento che fa Silvia, lo provo a tradurre su un piano politico, perché poi alla fine è lì che dobbiamo sfociare. Sì. Allora, io credo, non me ne vogliano gli amici, che su questa ipotesi delle 2 leggi regionali ci sarà il ricorso e la Corte Costituzionale si esprimerà in base all'articolo 5, l'Italia una è indivisibile, contrariamente rispetto al referendum sull'indipendenza, e si esprimerà contrariamente sulla base di altri articoli della Costituzione che impediscono la possibilità di sottoporre a materia referendaria le norme di natura fiscale relativamente al referendum sull'autonomia. Quindi ritengo che avverrà questo. Allora, di fronte a questo, a questa scelta che secondo me sarà inevitabile, al di là di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto qui sul diritto internazionale o meno, rimane un problema politico. Cioè, chi è che stabilisce qual è la volontà del popolo veneto, dei cittadini di questa regione? Allora, io su questo lancio una piccola provocazione, ma è anche una sfida. Nel 2015 ci sono le elezioni... Ci sono le elezioni regionali. Accettate la sfida sul quesito referendario. Ma scusami, Morsini, ma ti sei già inalberato. Vuol dire che hai la coda di paglia, no? No, vuol dire che hai paura tu di confrontarti allora, sul quesito. Io ti vuol dire che non vuoi far votare. Ma io non è che lo decido io, guarda, io non ho neanche... Tu non vuoi far votare, sei antidemocratico. Guarda, io non ho... Ma non lo decidiamo noi, no? Perché? Allora, allora che Zaia faccia il referendum, no? Certo, infatti. Ma lo fa? Certo, c'è una legge che tu hai ostacolato. Io non ho ostacolato, guarda, non ho nemmeno partecipato. Non vuoi che i veneti votino? No, ma figurati, io non ho nemmeno partecipato, lo ritenevo un atto anticostituzionale. Peggio ancora,
allora. Non ho nemmeno partecipato un secondo al dibattito su quella, non sono nemmeno entrato in aula, perché sono talmente contrario, sono talmente italiano, sono talmente affezionato a quel brand, che è il secondo brand del mondo. Al primo posto c'è un'importante bibita con le bollicine, al secondo c'è il Made in Italy. Io ci sono talmente affezionato che mi commuovo. Quando vedo una bandiera italiana e sono all'estero, mi commuovo. Quando vedo un prodotto italiano, frutto dell'ingegno di queste terre, pensa mi ai commuovo. 10 milioni di E mi poveri sento, che avete e mi sulle sento, spalle. semmai mi sento più padovano che veneto. Mi dispiace, è così, mi sento appartenente alla comunità padovana, Anche perché dell'Arcella, sono questo. residente nella mia città e mi sento cittadino italiano e cittadino europeo e semmai cittadino del mondo. Telefonata, Ma pronto? no, Abbiamo scusa, capito. concludo. Concludo. Cioè la questione è, alle prossime elezioni regionali, i movimenti indipendentisti si mettano tutti insieme, sfidino i partiti nazionali, non farete mica l'alleanza con un partito che si chiama Forza Italia, a me sembra proprio una cosa folle, fate una candidatura di un Doge Veneto, di un presidente della regione sono Veneto, convinto che sia espressione di questa volontà popolare, e dimostrate che i movimenti indipendentisti non prendono l'1%, parla un partito che ha preso il 38%, il 38% della popolazione del Veneto ha votato il mio partito alle ultime elezioni Ma è una europee. provocazione corretta. Sfidiamoci! Io chiedo scusa se mi animo, ma quando si Ti parla... agiti, non ti No, animi. no, mi animo soltanto, perché so essere razionale. Cioè, che ha anche- fatto, per conto mio, è stata una provocazione Interessante. fantastica. Infatti è per questo che Allora. non voglio perdere l'occasione. Allora, io mi animo quando si parla di diritti fondamentali, di democrazia e di libertà. E un democratico, lui ce l'ha anche nel nome, è tremendo che mi venga a dire io mi sono addirittura allontanato dall'aula perché non sarò volevo... libero. Scusa, democrazia vuol dire che faccio il cazzo che voglio o devo fare quello che vuoi tu? No. Sarò libero, No, i cittadini ci mancherebbe. giudicheranno. Infatti secondo no, io proprio. difendo questo tuo diritto, ma prendo atto che il confronto democratico ti fa venire l'orticaria, questo volevo dire. Quindi hai preferito abbandonare il confronto democratico. è una scelta. Siccome io sono più democratico di dicendo? te, lodo questo fatto qua, però prendo atto dell'atteggiamento. Il punto qual è? Che qui si sta, professor Monaco, cercando di creare una confusione pericolosa e che si vorrebbe tradurre l'esercizio di un diritto, che vuol dire la consultazione dei cittadini, quindi in atto di autodeterminarsi, ai quali si chiede di rispondere a una domanda: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no? Conformemente a una legge democraticamente votata in Consiglio regionale il 12 giugno 2014, perché c'è la legge, c'è, anche se Ruzzante non l'ha votata né discussa, ma la legge c'è, la democrazia è questo. Certo. Si vorrebbe far sì che questa opportunità, che adesso è legge, venisse convogliata in un contesto dove viene annacquata, devastata e distrutta, che è la consultazione, sacrosanta consultazione, se si dovesse fare, delle prossime regionali. Il problema va visto da solo, isolatamente. Lui ne ha paura e cita, e mi dispiace che lo faccia, cita consensi per partecipazioni che sono state fatte a competizioni elettorali più o meno mal organizzate, che i pseudo-indipendentisti o sedicenti indipendentisti hanno fatto, o animati dall'indipendenza hanno fatto. Con il fatto, per esempio, ma questo non lo dimentica perché è un politico attento, che il 24 marzo su Repubblica.it si può ancora trovare, il professor Ilvo Diamanti, noto esperto di materia, ha pubblicato un sondaggio scientifico, vuol dire con un margine di errore inferiore allo 0,5, una fotografia della realtà, dove interrogato i veneti su questo punto, tutto il popolo veneto, in un'intervista, ripeto, in un sondaggio scientifico, gli hanno risposto l'80%, noi vogliamo votare sull'indipendenza, non alle regionali, creando situazioni confuse e sovrapposizioni. In Catalogna. Vuole votare da sola, non alle elezioni, quella è un'altra cosa. Sì, No, ragazzi. il 55% di questi ha detto che se andasse a votare voterebbe sì, voglio l'indipendenza, una repubblica veneta indipendente allora, e sovrana. trasforma questo allora tu vuoi 55% impedire, tu che sei in democratico, consenso vuoi politico. cercare di impedire Diventate di il esercitare primo questo movimento. diritto di voto Ma come democratico fai? dicendo andate alle regionali, Vedi. dove sai che riesci Pubblicità, ad annacquare la pubblicità, realtà. vai, Questo è vai. tutto. La nostra Costituzione, ripeto, non è un dogma assoluto. Io non vorrei che passasse l'idea che per i costituzionalisti la Costituzione è un dogma. La Costituzione può essere e deve essere cambiata, deve essere modificata. Io su questo
non ho alcun tipo di dubbio. È stata però una scelta, anche la nostra Costituzione è stata una scelta voluta dal popolo, voluta dal corpo elettorale. Il 2 giugno del 46 c'è stato un referendum unico, chiamato referendum istituzionale, con cui alla fine di un tragico conflitto bellico da cui l'Italia è riuscita anche a seguito di una guerra civile, ha votato ovviamente per una forma di governo che poi ha condizionato i lavori dell'Assemblea Costituente. Quindi non è vero che il popolo è stato totalmente estraneo dalla scelta della Costituzione. È vero che si continua a parlare poi di popolo veneto, è vero che manca, e mi pare che nel libro dell'avvocato Morosin questo aspetto risulti chiaramente, manca una definizione legale di popolo, non c'è effettivamente. Non può Ha essere. detto anche lui, tutti. Io credo però, io sono poca cosa, però costituzionalisti molto più importanti, molto più autorevoli di me dicono che quando l'articolo primo della Costituzione, che comunque non definisce il popolo, dice la Repubblica è fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, collega il concetto di popolo a tutti i cittadini della Repubblica, allo Stato ordinamento, cioè non necessariamente, non in tutti i rami del diritto noi troviamo una definizione. Il codice civile non definisce cos'è un'obbligazione, definisce le fonti dell'obbligazione. Cioè, voglio dire, non è che in ogni ramo dobbiamo trovare una definizione, quindi parlare di popolo veneto è vero che è un'espressione che compare nello Statuto del 71 e compare anche nel nuovo Statuto regionale, però su questo ha scritto tantissimo il professor Cortesi dell'Università di Trento, va inteso ovviamente non come insieme dei cittadini, ma come una comunità che ha la sua origine, la sua tradizione storica, la sua componente culturale, però parlare di popolo veneto nel senso inteso dal telespettatore, costituzionalmente parlando, non è corretto. Professore, è così? Non è così. No. La nozione di popolo giuridicamente, il dottor Trabucco concordava infatti con quello che avevo appena affermato, non c'è. Giuridicamente non c'è una nozione. No. Per cui lui dice la Carta Costituzionale ha detto quello che è un popolo. Come può dirlo il consesso dei Veneti, come può dirlo il consesso dei Friulani, eccetera? Perché per il concetto di popolo dobbiamo richiamare il classico problema di tutte le nozioni di diritto pubblico. Perché tutte le nozioni di diritto pubblico non sono autonome, hanno bisogno di qualcosa derelato. Bravissimo. Quindi cos'è il popolo in italiano? È i confini della Repubblica, o meglio, i cittadini residenti all'interno dei confini della Repubblica. Mentre ci sono nozioni giuridiche più sane, più salde, quelle del diritto romano, tipo l'usucapione è una nozione autonoma, l'usufrutto è una nozione autonoma, il contratto è una nozione autonoma. Il diritto pubblico non ne ha nozioni autonome. Dobbiamo solo prenderne atto perché il diritto pubblico, qualche maestro patavino diceva era non diritto, perché il diritto pubblico è un non diritto, il diritto è il diritto privato e il diritto pubblico è un diritto derelato. Per cui, presa questa premessa, su cui possiamo essere d'accordo tutti quanti, perché è una origine burocratica francese quello del diritto pubblico, possiamo dire in effetti che non c'è nozione di popolo. Ammessa questa seconda premessa, chi dice di essere popolo fa diventare popolo. Ovviamente, come dice la Corte Suprema, la Corte canadese sul caso di Quebec, deve raggiungere l'obiettivo, quindi come consigliere deve avere una maggioranza. Abbiamo purtroppo sulle spalle quanti? 70 anni di Costituzione vigente almeno, più o meno, no? Ma se noi andassimo a leggere, qualcuno li citava prima, i lavori dell'Assemblea Costituente, la Commissione dei 70, e i commenti che giuristi di altissimo valore, cito uno che era anche giudice, poi sarà giudice della Corte Costituzionale, Giuseppe Capograssi, sapete come definivano la nostra Costituzione appena approvata? Un obbrobrio giuridico. Basterebbe leggere gli articoli 40 e 41, l'incoerenza sul concetto di proprietà privata. È garantita ma non è garantita ma è tutelata bene comune, è privata ma è pubblica. Sì, però... No, finisco. Finisco una cosa. La Carta Costituzionale, convengo che vada cambiata, non è un dogma, come giustamente è stato riferito, non è nulla di supremo, è un accordo, come peraltro abbiamo saputo essere, di natura compromissoria, quindi un accordo a ribasso quando c'è un compromesso. Peraltro la Carta Costituzionale è stata approvata in un dicembre del 47. Perché dicembre del 47? C'è un bellissimo libro di Padre Occhetta della Civiltà Cattolica, pubblicato da Jacobuc 1 o 2 anni fa, che descrive benissimo perché è stata approvata a dicembre del 47. Perché gli americani, con messaggi più o meno espliciti, avevano detto o la fate voi o ve la facciamo noi la Carta Costituzionale. Allora, di tutto un chito, siamo arrivati lì, con la Pira che 2 giorni prima dell'approvazione dice mettiamo Dio a fondamento di tutto, Togliatti dice di no.
voi vi dovete rendere conto, è stata approvata a dicembre del 47, dopo Natale, e i giorni prima non erano d'accordo nemmeno su quelli che erano i principi fondamentali, i padri costituenti. Carta frutto di un compromesso al ribasso, dove nemmeno i padri costituenti, il giorno prima di votare, erano d'accordo su qual era il principio fondante della quella carta, non le inezie. Quindi al telespettatore dico, ha ragione, ma perché io con lei sono frutto di questa nazione, voglio dire, cioè di un sistema culturale che ci ha insegnato che soprattutto c'è la Carta Costituzionale. Il dottor Trabucco giustamente riconosceva che non è un dogma, il consigliere Luzzanti diceva che va cambiata, si può cambiare. No, si può cambiare, ma lo prevede certo. la Carta stessa. E va comparata. E la stiamo cambiando oltretutto su un tema certo. che non è di e finisco, poco finisco, conto, finisco no? poi lascio. La Camera delle Autonomie non è un tema di poco finisco conto, poi lascio. Va cambiata, può essere cambiata, Eletti. e io dico anche che va cambiata perché prima deve essere riconosciuta per quello che è una carta scritta da uomini con un accordo, nulla di più.